Una densa colonna di fumo nero, ben visibile anche dai comuni vicini. Sono le 14 circa quando ad Urbana, nella Bassa Padovana, divampano le fiamme in un'ex azienda ormai in disuso in via Corsarelli. All'esterno e all'interno del capannone sono stipate ingenti quantità di materiale plastico e il rogo si propaga rapidamente. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco di Padova e di Este che sono riusciti a contenere le fiamme e numerosi focolai attivi. Il sindaco di Urbana, Michele Danielli, su consiglio della Protezione Civile, ha emanato un'ordinanza per avvisare i cittadini di chiudere bene le abitazioni per evitare di respirare il fumo acre. A noi abbiamo scritto immediatamente, adesso il problema non c'è più, nel senso abbiamo scritto immediatamente attraverso i nostri canali social, Facebook e WhatsApp, di tenere subito chiuse le finestre e di uscire eventualmente con le mascherine. Questo l'abbiamo fatto quasi nell'immediato. Situazione sotto controllo, non c'è più nemmeno fumo. Il vento ha spinto il fumo anche verso Casale di Scodosia e anche il sindaco Marcello Marchioro ha emanato un'ordinanza per invitare i cittadini, se possibile, a rimanere in casa e non aprire porte e finestre. Una volta domate le fiamme, i vigili del fuoco cercheranno di capire le cause del rogo che, secondo i primi riscontri, è divampato all'esterno.